Tutto pronto per la ripartenza della quarta corsa, la ripetizione dopo la caduta di Ele Lamborghini, che non si ripresenterà in quanto squalificato. Il campo di partenza Escamotage Bigi, Elisa Jet Equatore, Elizabeth Matley, Excellent Ban. In seconda linea Euridice Explorer, Feder e East dei Greppi. Ovviamente risulta partita anche Ele Lamborghini. Favore del pronostico, netti per Escamotage Bigi numero 1, Antonio Di Nardo in sediolo. In partenza veloce Escamotage con Equatore all'esterno, Equatore sbaglia però Escamotage. Numero 1 Escamotage Bigi, squalificato. Che va a condurre la squalifica per il favorito. Seconda posizione scivola come prima il numero 8 Euridice. Numero 3 Elisa Jet, squalificato. La squalifica anche per Elisa Jet. Sono rimasti in 6 con al comando Equatore. In seconda posizione rimane Euridice, poi East dei Greppi, mentre per corsie esterne cerca di farsi luce il numero 6 Excellent Ban come prima, progredisce al largo e si trascina Elizabeth Matley. Intanto i 600 in 49,2. Corsa che risente ovviamente della mezz'ora in pista dei cavalli dopo la caduta. Intanto progredisce ulteriormente Excellent Man, che raggiunge il sediolo di Equatore, continua a guidare la gara nei confronti di Euridice, East dei Greppi, all'esterno Elizabeth Matley. E intanto se ne va il chilometro completato dalla testa in 1:21,5. Siamo a 500 dalla conclusione con Equatore che accelera. In seconda posizione rimane Euridice, all'esterno è sempre Excellent Ban, 400 ora al palo con situazione tattica invariata. Equatore che allunga, Excellent Ban che rimane comunque ancora in seconda posizione, poi sposta Is dei Greppi. Equatore intanto cerca di andarsene da Excellent Ban e Euridice, scatta centropista Is dei Greppi. Equatore però ha preso netto margine di vantaggio nel finale. Equatore viene a vincere netto, mentre la lotta per il secondo posto sul palo premia East dei Greppi, che piega di precisione Excellent Ban. 1:19, c'è un 37 a chiudere. Equatore alla seconda in carriera, coglie la prima vittoria. Antonio Greppi in sediolo. Rivediamo le battute finali. Il raddoppio in giornata per Antonio Greppi, che dopo il successo con Chiquitita si ripete con Equatore. Il training è quello di Michela Racca per conto del signor Claudio Bagni.